Il primo tra gli amministratori di Treviso a voler salutare il sindaco per sempre Giancarlo Gentilini nella cappella funeraria del Cafoncello è stato l'assessore ai lavori pubblici Sandro Zampese. Tanto dolore per la scomparsa di un amico. Ma penserò alle parole che prendevo tramite i suoi pizzini, tante, e mi diceva guarda che quando io ti scrivo vuol dire che ti voglio bene. Poi il passaggio del direttore generale dell'ULSS che ha abbinato il ricordo di Gentilini a quello di suo padre. Poi alla fine ci troviamo tutti insieme e chissà che metta ordine anche là, che c'è bisogno sempre comunque di ordine. Lui riusciva a farlo questo con simpatia, con tranquillità e con gentilezza. Anche Dimitri Coin, da amico, da segretario provinciale della Lega e da parlamentare, ha voluto portare il suo saluto per una persona ed un carattere inimitabile. Lascia un vuoto che è incolmabile. I tempi sono cambiati, ma quel coraggio che ha dimostrato è il lascito vero che dovrebbe lasciare a tutti quelli che amministrano e che fanno politica. Eredità ed esempio soprattutto per le nuove generazioni della politica. Lui ha fatto crescere una classe dirigente, cioè attorno a lui sono cresciuti dei ragazzi che hanno potuto godere della sua capacità di amministrare. Ci lascia una scuola, un modo di come comportarsi con la gente quando si fa politica. Un sindaco in mezzo alla sua gente, soprattutto a quella che per età o malattia viene quasi messa in un angolo. In casa di riposo, nei 15 anni che ci sono stato io, non ha mancato un centenario a venire a fare gli auguri, quindi credo che ci siano più foto sue con i centenari sui tavolini delle case di riposo dell'Isra che non in tanti altri posti. La città lo ricorderà comunque Gentilini, ha lasciato un segno che difficilmente riuscirà a essere cancellato. Una convinzione condivisa anche da chi pur sull'altra sponda politica non è mancato l'ultimo saluto. In quegli anni là, seppur noi l'abbiamo molto contrastato, lui ha dato un'impronta alla città. È un uomo che però non ha mai utilizzato e usufruito delle porte che gli sono state aperte per fare una carriera politica. Di questo chapeau. Lei prima ha detto che non l'ha mai votato. Sì, è vero. Eppure? Eppure è una persona rara, straordinaria, da imparare sempre. Ecco.